Che cazzo. Oh, fa il tuo lavoro. Mi sono io a fare il mio. Non ha pagato lo sponsor, quindi praticamente quando tu tagli faremo l'innesto a Y qui. Perché se no ogni volta Michael mi chiama e fa: Tommaso, mi tagli lo scarico, mi salvi. Come fanno i POV? Guarda che capelli che ho. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente un video fresco, nuovo. E soprattutto siamo in compagnia, stavo dicendo, in compagnia di lei. Non siamo sopra, ma ci lavoreremo con lei, perché ho in mente un piccolo progettino per farla praticamente urlare di più. Lo so, è spazza, non guardatela, cioè lasciate stare. Sto facendo un piccolo progettino dove la presenteremo ad aprile a Jesolo. Non ho ancora ben capito dove, in caso vi lascio sempre qua sopra i dettagli, dove la rivoluzioniamo leggermente. Sì, non cambierà l'estetica, ma cambieranno qualche pezzo, tipo forcelle, già ve le spoilerò, gli specchietti sono già pronti e altre 2 o 3 cacatine. Oggi ci concentriamo direttamente su lui. Questo rimane, da qua in giù cambierà qualcosina, ma non voglio spoilerarvelo, quindi adesso vediamo l'artista cosa sta facendo e dei lavori da procedere. L'artista nel suo habitat. Ciao. Mamma sono in televisione. Artista. Bene, incominciamo. Poi se dimenticavo, iscrivetevi al canale perché non l'avesse fatto, perché visto che stiamo crescendo mi fa molto piacere. Prima roba da fare, smontare lo scarico. No, non devi fare queste parti qua perché sembra un stinganaio. È un po' tipo alla Fast and Furious, il garage. Tipo gli indiani con i ciabatte, non lo so, le ciabatte appunto. No, ma Che c'è? poi, ecco come fanno i POV. Oh. Bene. Scarico smontato. Taglia. Dai. Taglia. Artista, mi dica lei, da dove iniziamo? No, spiega cosa stiamo facendo oggi. Siamo qui per replicare lo scarico di Michael, per metterci una sonda, proprio come i macchinoni che fanno sulle macchine. Quindi abbiamo questa valvola molto... Sono già sporcato. non sai com'è. Praticamente l'idea nostra, che se a voi non va bene non ce ne facciamo un cazzo, noi facciamo così. No, commenti, hai saldato male, potevi farlo così qua, non mi frega un cazzo, io faccio come voglio. Per evitare, siccome molto probabilmente si cucinerà sta valvola, abbiamo deciso di montare su una V-band. Perché così quando si cucina La possiamo cambiare senza star là. compriamo un'altra V-band. Esatto. Saldiamo solo la parte opposta, che sono 2 parti, c'è il maschio e la femmina. Si compra un'altra V-band, si salda sulla testa e hai la valvola Cambiabile. sostituibile. Perché se no ogni volta Michael mi chiama e Speriamo di fa: non Tommaso, mi tagli lo scarico, mi saldi. Cioè, Rigorosamente alle 2 di mattina. no, io non voglio fare un cazzo, io chiuderò tutto ragazzi. Off camera per evitare di perdere anni. Abbiamo Devo fare vedere quello che è successo l'altra volta o... Beh, metti riprendi. Che cazzo sto dicendo? Taglia. Prima abbiamo fatto la sede del sensore della sonda lambda. Ecco. È un po' più grande perché questo qua era il tondino che avevo. Faccio il buco più grande, è uguale. Anche perché quando lo saldo dopo si deforma meno, sa più spessore. Che abbiamo preso queste qua è la V-band e l'altro pezzo è di là. La curva serve per replicare appunto sto tratto di curva qui. Dopo noi non serve tutta, prenderemo un tocchetto. Dopodiché andremo con questo tubo, andremo a tagliare i 2 imbocchi dello scarico, poi faremo l'innesto a Y qui, che si unirà su questo tubo a 60 che è lo stesso diametro dell'originale e basta. Dopo ci salderemo sopra la sonda lambda, la staffa, la curva. Questo qua invece è l'innesto che abbiamo fatto che monta sullo scarico. Sul terminale. Per innestare il terminale. Adesso non so cosa vedrete, non me ne frega un cazzo, basta che ci vedo io. E niente, diamo una leggera lubrificata per evitare di rovinare la lama, anche perché l'altra lama che ho ordinato non mi è ancora arrivata, quindi abbiamo solo questa. Se si spaga Se si spaga questa... Siamo a casa. No, c'è flessibile. Il primo l'ho tagliato, adesso taglieremo il secondo. Questo era quello qua. Questo qua va qua. L'ho fatto un po' più lungo perché vedi, dopo qua ci va un po' di saldatura. Se fa il gnocco viene più corto. Bene. Perfetto. Abbiamo tagliato i primi 2. Adesso andremo a sbavarli con questo marchingegno attrezzo professional, perché qua ragazzi siamo evoluti. Professional.
Per una lunghezza circa, posso anche se è più lungo, che cazzo. Se non lo scarico. Dopo tagliamo in punta. Sì, tagliamo via un po' di carbonio là dalla punta. Dopo quello in più lo taglio. Perché dopo si uniranno, le due punte saranno così, bisogna tirarle dritte e poi bisogna... Saltare le gambe. Sì. Allora, questo qui è un tubo da 48, quindi a metà di 48 è 24. Niente, per tagliare un tubo a grado e farlo bene, adesso essenzialmente non servirebbe perché a noi servono due pezzi, quindi io faccio un taglio a grado, taglio dritto e è già a posto. Però se sono da fare vari coni, cosa fai? Tu lo metti fermo, gli segni le due metà senza farlo girare troppo, in modo che dopo hai l'asse. Quando tu tagli, girando il coso, vengono i coni perfetti per fare le curve. Per l'effetto capito. Adesso andremo a prendere una chiave da 14 e andremo a impostare la macchina, ok, col grado che ci serve. Non si mette adesso. Essenzialmente cosa si fa? Io qua ho anche già disegni, poi ho fatto altri lavori, tipo sto qua in teoria quello del 48. Aspetta che non riprende. Mi amo malissimo il quadricipiti squat. Praticamente quando tu tagli, tieni questo segno qui, fai il primo taglio, ruoti, posizioni l'altro, fai il secondo taglio con la battuta. Io ho anche la battuta per farli tutti uguali e basta. Vedi? Cioè quando vado a saldare, sì, è già... cioè è poco è niente praticamente. E così l'altro viene essenzialmente uguale. Viene così. Tac e li unisci. L'altro viene così. Dopo bisogna scaricare i due cosi, la metà. Il primo dei tanti lavori. Che altri lavori tu a fare? Non lo so, adesso Una leggera unta perché è l'unica lama che abbiamo. Ricordiamolo agli amici che si sono appena collegati su Media Shopping, che è l'unica lama che abbiamo. Andiamo a fare una verifica per vedere se effettivamente questo qui va su. Va su? È proprio come l'originale, appena di gioco che... Ma ci sta il giochetto. Se no non lo metti più su, è quello il problema. Quindi speriamo pennarelli gentilmente offerti da... No, perché non ci paga. Non ha pagato lo sponsor, quindi lo facciamo. Andiamo a fare un riferimento tipo questo. Essenzialmente, siccome sono stati tagliati più o meno uguali, mettiamo... Grazie assistente regista Michael. Si fa un riferimento. Io non posso insegnarvi queste robe qua perché ragazzi dopo mi rubate il lavoro. Facciamo più comodo che si veda il numero. 40 20. Quindi 40 dalla battuta sotto, la punta deve andare avanti. In realtà è solo l'entrata che potrebbe causare danni. Essenzialmente forse è un po' poco. Per tagliare di più quindi. Bah, essenzialmente non dovrebbe essere un gran problema. Taglio questa parte, si è un po' incastrato perché era molto vicino al bordo. Però era proprio come ci serviva. Ah, è caldissimo. Infatti adesso vedi siamo un centimetro più corti. Proprio come i calcoli ragazzi. Pare quasi che lo faccio per lavoro sta roba. Grazie regista per regolarci. Ci siamo sempre. Oh, fa il tuo lavoro, mi sono io a fare il mio. Per evitare inconvenienti inutili. E basta. Opla. Proprio qua si tira dritto. Ah no? Che robetta. Vabbè, adesso qua va abbassato perché ovviamente questo pezzo qui non dovrebbe esserci. Lo punteremo assieme, faremo il dritto e andremo a sbavare con l'ausilio di una smerigliatrice angolare. Domanda stupida, perché è tagliata? Perché questo disco qua è un disco fatto per principalmente alluminio. Quindi vabbè, ha il verde perché ha la grana in zirconio, non è la grana quella rossa di dischi commerciali. E siccome l'alluminio tende a impastarsi tanto, gli scarichi lo fanno scaricare, i truccioli lo fanno raffreddare. Tipo... Sì, e gli toglie via un po', perché se tu lavori alluminio con questo qua dopo un po' si impasta, con questo disco qua.
che ho la melare classico. Questo qui che ha i tagli lo fa impastare meno. scalda Quando meno. lavori sulle lamiere, su quelle robe lì che lo fa, non si impasta essenzialmente. E gli altri adesso ti chiederanno perché non elimini direttamente questo dente qua? Perché se io vado ad eliminare questo dente qui, scarica la tensione del tubolare, quindi si apre. Invece così, dopo una volta che è puntato, se si brucia lì non è un problema, però Tutto saldato. sì. La parte più complicata è fare sempre gli Y e quelle puttanate là, il resto dopo è sallare. Occhi. Quello per tagliare il materiale anche. Qua sì. Vediamo l'altra parte. Ora, fatto questo, abbiamo la nostra Y. Lancia Y. Abbiamo un puntino anche da sta parte qua. Bene, adesso per sicurezza lo facciamo. Fanculo. Andiamo a provare. Scarico. Sì. Vedere se entra. Magari non entra. Quanto cazzo di punti. Non tiro neanche per scherzo. Potrei urlare. Settata questa lunghezza, possiamo andare a tagliare il dritto. Vediamo dov'è il 60. Il 60 è giusto in punta. Quindi noi dobbiamo cercare di tagliare il più vicino possibile alla punta. Adesso chiudiamo la bombola che già il gas è poco. Questo fa solo che casino. Non si può anche spegnere. Si è mosso. Quindi sì, meglio tagliarlo in piedi. Bene. Adesso abbiamo il nostro pezzo dritto. Adesso cosa andremo a fare? Andremo a schiacciare l'altro tubo. Andiamo a vedere se riusciamo con questa mossa qui a fare un po'. Un po' è venuto, però non abbastanza. Chiamo ancora 5 mm per forza. A few moments later. Nell'intramezzo, no, devi mettere Responsible con scritto few hours later. Sì, le ho dato Insomma, abbiamo fatto questo qui in modo che sì, combacia con quello. combaci con questo. Non serve per le presse. Perché avere le prese quando hai una morsa da 2000 euro da fresa? Cioè, ragazzi, bisogna anche sapersi adattare con quello che si ha ogni tanto. Adesso prenderei una pulita con il diluente che non ho. Cosa ridi? Non c'è nulla da ridere. C'è a piangere qua. Binocolo. Un binocolo. Adesso voi non vedrete niente, ma poco mi interessa tanto. Non vedreste nulla lo stesso. Michael, mi metti una mano giusto sopra? Qua, che lo tieni, esatto, fermo là. Occhi. Bene, adesso che abbiamo puntato anche questo. Allora, a occhio, la curva comincia qua. Sì. È quasi finito pedale. Forse sarà da scantonare via i 9 gradi come prima. A occhio. Insomma, va dritta qua. Ovviamente è un riferimento a occhio. Poi per puntare l'ultima uscita della curva, accertiamoci che stia tagliando il dito. Esatto. Dobbiamo fare questo. Allora bisogna prendere da una parte deve fare 33 e dall'altra deve fare 23. 33 e 23. Quindi. Bellissimo. È decolato. Allora ci siamo quasi, ma mi fa cagare sta punta qua. La fa tipo esposta, la fa tipo. Sì, non so come mai mi ha fatto sto... Perché vuol dire che chiamava da chiudere un po'. Che cazzo. Che cazzo. Potevo tagliare. Adesso che l'ho sistemata potevo tagliarlo dritto, oddio. Bene, è lui.
leggermente fuori, ma non... Dopo bisogna vedere, esatto, se io giro lui piega un po'. Allora, adesso... ha rotto il cazzo, ha rotto il cazzo. Adesso bisogna cambiare le griffe anche al topo, le palle. Bastano 5 decimi? Ci fidiamo? Che faccio? Lascio? Un altro millimetro. No. Decimi, no? Decimi. L'ultima volta che ho detto un altro millimetro è andato a finire male. Le fa notare la super fintura che siamo riusciti ad ottenere. Bene, direi. Sì, proprio a fascetta, quindi ottimo. Ridiamo. Allora, dov'è l'1? Praticamente mancare da fare la curva per fare la valvola. Sì. Pare quasi che sia il mio lavoro. Cioè, chi è che ti fa questi contenuti? Cioè, nessuno. Io sono 500 euro sopra i video. Esatto. Anche se andiamo virali ti chiedo i diritti. Alza un pelo. Adesso devi chiamarlo, esatto, un pelo indietro. Com'è? Bene? Dritto? Ti piace come esce? Esce come l'altro? Sì, è uguale. No, non so mai. Ah, e aspetta, altro vantaggio della V-Band è che noi dopo non siamo vincolati alla posizione di questa. Quindi noi una volta che saldiamo la testa su questa è un cazzo. Sì, perché io saldo una testa qua, questa qui fa. Sì, puoi girarla. E dopo l'altro pezzo di curva che esce bisogna vederlo, però sì. Che dopo quando c'è sul banco che sono più comodo gli do un occhio come farla, come segnarla. Quindi basta, si può smontare o lì intanto. Segno la lambda e basta. Quindi qua si può spegnere.